Franco Fasano è uno che ha fatto un po' di storia nella musica come scrittore di canzoni, come autore, come cantante. Prima di parlare del presente, che è quello che ci interessa un po' di più, se tu dovessi presentare a chi non ti conosce Franco Fasano, in poche parole, come riassumeresti? Ma io sono nato per la musica grazie a mio padre fotografo e mia madre ottica, cioè ottica è diventata dopo, che hanno saputo incoraggiare il mio talento. Questa è la base di tutto. Poi sono stato anche fortunato, anche perché mio padre, facendo il fotografo, ha saputo farmi frequentare luoghi in cui io bambino rimanevo sempre a bocca aperta, per esempio le quinte del Festival di Sanremo degli anni, fine anni 60 e primi anni 70, prima che ancora si trasferisse poi al Teatro Ariston. E poi al Teatro Ariston fino a quando su quel palco ci sono salito io nell'81 per la prima volta, per la seconda volta nell'89, per la terza volta non su quel palco ma al palco del Palafiori per intenderci dell'anno in cui il festival fu segnato dal ritorno della grande orchestra, grazie ad Adriano Aragozzini, che vinsero i Pooh nei big, e nelle nuove proposte io arrivai secondo, nonostante le mie canzoni in quel periodo avevano già conquistato il cuore di tanta gente, ma questa è una storia un po' lunga da dire in poche parole. Io ricordo con grande piacere, a proposito del fatto che hai detto di canzoni che hanno conquistato il cuore, ricordo è la Canticchio di Tanto in Tanto, nonostante sia stonato, Da fratello a fratello, che poi hanno portato anche al successo Anna Oxa e Fausto Leali. Sì, quella canzone è stata un po' un segno di riconoscimento che, grazie a Nando Sepe, l'allora nostro manager, hanno deciso di aderire, perché io avevo questa canzone, avevo già chiuso il mio primo album, Cielo che non sai, e invece Nando ha voluto fortemente, dopo aver sentito questa canzone, che io la incidessi. Allora, siccome avevamo già chiuso il disco, il budget e tutto quanto, siamo andati a recuperare il provino che avevo fatto con Paolo Baldambembo nello studio di Dario Baldambembo, suo zio, e Fio Zanotti ne ha fatto un capolavoro, e sono venuti Anna Ox e Fausto Leali a cantarla insieme a me, e quindi quello è una di quelle canzoni che è entrata prepotentemente nelle radio, diciamo, non guidate da certi meccanismi commerciali. E pensate che nel 2000, quando oggi è San Giovanni Paolo II, allora era Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła arrivò a Tor Vergata per il Giubileo, spontaneamente tanti ragazzi con la chitarra si erano messi a cantarlo di oratorio in oratorio, e io non c'ero, ma me l'hanno raccontato più persone che erano lì quel giorno. Ci fu anche una versione fatta da un DJ e in discoteca ha avuto anche il suo seguito. Poi, sì, sì. Credo Falconero abbia fatto, sì. Senti, dopo il Sanremo qualcuno ti ha perso di vista, altri invece ti hanno scoperto come uno dei più grandi autori dello Zecchino d'Oro. Sì, perché è capitato questo, che nel 94 io sono diventato papà per la prima volta, e mi sono avvicinato al mondo dello Zecchino d'Oro perché io sono sempre stato un grande fan di Topo Gigio, tornato in grande spolvero anche quest'anno grazie a Lucio Corsi e grazie a Caterina Caselli, che lo ha voluto nella serata delle cover. E quindi io andai a trovare Maria Perego, che è l'ideatrice di Topo Gigio, all'Antoniano. Lì incontrai Paolo Zavallone, nota voce Il Passador, non so se te lo ricordi, che mi ha riconosciuto, perché io quando ero ragazzino facevo il corista, andavo a cantare anche nei suoi dischi, e mi ha detto: ma tu adesso che fai l'autore stai snobbando lo Zecchino d'Oro. Io solo che non sapevo, lo vedevo quando ero piccolo lo Zecchino, ma non sapevo qual era il regolamento per partecipare. Insomma, mandai la mia prima canzone grazie a un testo bellissimo di Emilio Di Stefano, che arrivò ultima, però quella canzone fu scelta dall'Unicef come bandiera per la promozione dell'aiuto al prossimo, sì, goccia dopo goccia. E da lì io mi sono innamorato di quell'ambiente che vedevo da quando ero ragazzino.
ho cominciato a rivedere Maria Perego, abbiamo lavorato insieme. E questo per quanti anni? Perché è stato un periodo abbastanza lungo. Io non ti nascondo che anche quest'anno ho mandato una canzone allo Zecchino d'Oro, adesso bisogna vedere se me la prendono, perché lì non è che scelgono la canzone, a parte quelli che invitano per una nuova diciamo postilla del regolamento, ma che esiste da quando se ne è occupato Carlo Conti. Fino a prima era un bando che poteva mandare chiunque, e non c'era né limiti né veti alle canzoni. Poi il nuovo direttore ha preferito scegliere che ogni autore non può essere presente con più di una canzone, e allora lì delle volte succede che magari scelgono delle canzoni molto belle, ma non sempre sono canzoni che sono il top diciamo che sono arrivate quell'anno, no? Perché poi non è che una canzone viene scritta solo da un autore, magari quell'autore ha scritto con un altro autore, però devo dire che l'Antoniano rimane la più bella manifestazione del mondo per i bambini, perché parte dalle idee delle canzoni, i bambini li scelgono dopo. Mentre invece Sanremo è diventato il contrario. Poi vogliamo dedicare una parolina sul discorso Sanremo, però intanto tu non ti sei fermato nel cantare. Io ricordo che in radio qualche anno fa abbiamo passato dei pezzi tuoi, adesso di recente, poco fa ne parlavamo, c'è un nuovo album, c'è anche un libro scritto qualche anno fa che però torna in questi giorni. Dacci un cenno a queste cose. Sì, molto brevemente. Il periodo del Covid eravamo tutti isolati a casa, mi chiama un ragazzo che si chiama Massimiliano Beneggi, incuriosito dal fatto che lui quando era piccolo era rapito dalle canzoni che aveva scritto un certo Fasano, G. Fasano, perché il mio nome è Gianfranco Fasano, e voleva sapere se l'autore che aveva scritto Ti lascerò, mi manchi, le canzoni di Fiordaliso, del Festival di Sanremo, Drupi, erano firmate F. Fasano, e voleva sapere se eravamo parenti. In realtà gli ho detto che ero io, tutte e due, soltanto che firmavo le canzoni per il nome che mi diedero alla Durium, la mia prima casa discografica, perché nel 45 giri Gianfranco Fasano era troppo lungo e avevano scoperto che Franco Fasano avevano 6 lettere il nome e 6 lettere il cognome, e quindi persi il Gian, ma è un fatto soltanto di grafica, diciamo così. E allora poi molti mi hanno continuato a chiamare Franco, e così è andata. Ho detto, ma questa storia è bellissima, perché non proviamo a scrivere un libro? Eravamo a tempo di Covid, quindi a distanza abbiamo parlato ore e ore e ore al telefono senza nemmeno la videochiamata. Sono state cose così. Poi ci siamo incontrati quando pensavamo di avere finito il libro ed eravamo soltanto al capitolo 17. In realtà adesso quel libro ha 33 capitoli, ogni capitolo ha il titolo di una canzone, ma la cosa bella è che ogni capitolo alla fine ha un QR code e inquadrandolo puoi ascoltare le canzoni di cui parliamo in quel capitolo, perché non si parla solo di una canzone, però io racconto come sono nate e Beneggi racconta che cosa succedeva intorno a quegli anni in quel capitolo. Libro che si può trovare negli store digitali, ricordiamo anche il titolo. Si chiama Io amo, dal Muretto di Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro alle sigle dei cartoni animati e non solo. E secondo me la parte meno famosa sta proprio in quel non solo, perché io ho scritto tante canzoni che non hanno avuto la fortuna di raggiungere la popolarità come quelle che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Sì, però permettimi di ricordare agli ascoltatori che Franco Fasano ha scritto canzoni anche per la grande Mina, cioè, voglio dire... Sì, Mina, Bruno Lauzi, che ne so, Nicola Rigliano, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, insomma, voglio dire, tutti quei cantanti, Massimo Ranieri, che io vedevo a Canzonissima, in bianco e nero, il destino ha voluto che io poi col tempo li conoscessi davvero e in qualche modo mi abbiano cantato. È bello scoprire di un artista che c'è tutto un aspetto che non conosci, no? Che magari ti sfugge, ma che poi completa veramente quello che è il personaggio. Franco Fasano continua a fare canzoni. Vuoi parlare delle ultime che abbiamo sentito? Ti ho fatto ascoltare in anteprima, anzi adesso è uscito proprio in questi giorni. Pensa, generalmente uno fa un film tratto dal libro, no? E invece io ho fatto un libro tratto dalle mie canzoni e adesso dal libro è stato tratto un altro disco dove qual è la novità? È che queste canzoni
sono state riarrangiate e suonate e cantate da me in presa diretta. In presa diretta vuol dire che non abbiamo usato i marchingegni del computer per fare una base, sono tutti strumenti veri, che poi sono 4, curati da Massimo Tagliata, uno dei più grandi musicisti che io ho conosciuto fino adesso, grande pianista, polistrumentista, fisarmonicista. E così è nato questo album che si chiama Mi va di cantarle così, che sono alcune delle mie canzoni rivisitate con un pensiero jazz, e quindi hanno un'atmosfera particolare, non hanno quelle regole che come sempre bisognerebbe rispettare quando un brano deve andare in onda in televisione, cioè ci sono dei brani che durano anche 5 minuti, gli arrangiamenti, perché ci sono degli assoli. Adesso 2 minuti, 2 minuti e 30 e correre senza intro. Diciamo che se dovessi scegliere il singolo radiofonico per presentare questo lavoro, forse sceglierei Io Amo, perché non te l'aspetti, cantata e suonata così, quella resa celebre da Fausto Leali. Però a me piace anche come è venuta Vieni a stare qui, che dura 3 minuti, che io presentai al Festival di Sanremo del 90, e anche Alassio, che è il nome del paese dove io sono cresciuto, ed è una canzone che io avevo scritto proprio nel periodo dei miei esami di maturità, nel 1980. Io l'ho fatto sentire ai ragazzi quando avevamo finito di incidere, e siccome era un pezzo già swing, allora ho detto no, questo dobbiamo inciderlo, visto che siamo già qui, ed è venuta molto carina. Io continuerei a parlare e a chiacchierare, però evidentemente sia tempi radiofonici che televisivi sono quelli che sono. Allora ti chiedo, cosa fai intanto con i Calandra qua ad Alcamo? Beh, innanzitutto con i Calandra c'è un trade union importante, che è Silvia Mezzanotte, che è un po' la madrina di questa accademia che ha molte sedi in Italia, però devo dire, io sono stato soltanto in questa per adesso, ed è degna del pensiero di Silvia, e se no non avrebbe accettato, e io sono contentissimo di aver conosciuto questi 2 fratelli che hanno la musica e la poesia del bello che la musica fa mantenere all'essere umano, e loro 2 secondo me hanno fatto un grande lavoro. Teniamo presente che qui siamo tra Palermo e Trapani, non siamo a Milano o a Torino, ma io strutture così belle ne ho viste veramente poche, e loro hanno organizzato questa masterclass, me l'avevano proposta già anni fa, poi c'è stato il Covid, e ho detto ma io vi prometto che appena c'è l'occasione verrò, ed ecco che l'occasione è arrivata. Un'ultima cosa, poco fa abbiamo accennato a Sanremo. Quanta è cambiata la musica, quanto è peggiorata la musica negli ultimi anni? Parlo dell'autotune, parlo del fatto che prima si sceglie il personaggio, no? Per Sanremo, poi si sceglie la canzone. Ma diciamo che è tutta una questione di proporzioni, cioè una volta anche si sceglieva il personaggio, però magari cantava insieme a uno vero, cantava, quindi c'erano le doppie versioni delle canzoni al Festival di Sanremo. Poi i duetti sono, cioè i duetti della stessa, non i duetti che cantano la stessa canzone come per esempio Oxaleali, ma io dico proprio la stessa canzone cantata da Nicolò Di Bari e da Nada prima, da Lucio Dalla e dall'Equipe 84, da Feliciano e Ricchi e Poveri, in questo senso era il festival. Poi è diventato invece una interpretazione sola, perché evidentemente le case discografiche volevano confluire in un'unica energia, no? La promozione per quella canzone. Ma si sceglieva la canzone. Poi è diventata il festival della radio, cioè bisognava stare attenti che il pezzo doveva suonare radiofonicamente, e quindi chiaramente bisognava spostare su quei cantanti che andavano di moda un po' più in radio. Poi è diventato il festival della televisione, quindi quelli che in televisione ogni volta che passavano raggiungevano dei picchi d'audience importanti, quindi quelli avevano un canale privilegiato, vedi anche probabilmente all'imposizione che certi talent avevano, quindi al di là della canzone invitavano i nomi che facevano i numeri. E adesso, attenzione, è diventato il festival delle visualizzazioni, sì, e dei social. Però questo non significa che anche in questi ultimi anni non ci siano state delle belle canzoni.
Io voglio dire Tosca, per esempio, è stata una delle più belle canzoni. Gabbani ha scritto delle bellissime canzoni. E diciamo che quelle che possono non toccare quelle atmosfere tradizionali danno la scusa per creare polemiche. Però anche la canzone che ha cantato Giorgia quest'anno è una canzone che nella bocca di Giorgia, nelle corde di Giorgia, è diventata un po' più tradizionale rispetto a come probabilmente l'avrebbe cantata l'autore, che poi è Blanco. Ma io non sono così razzista sul discorso, e anche su sta storia dell'autotune. Cioè l'autotune, parliamoci chiaro, è un effetto, né più né meno come il reverbero che si usava una volta sulla chitarra, oppure quell'effetto particolare che il delay è un effetto. È chiaro che quel tipo di effetto ha una funzione che, oltre ad allungare le note, come fanno questi marchingegni, ti mette a posto la tonalità. Allora cosa succede? Uno a quel punto, mettendo nel canale del microfono l'autotune, lo tara in una maniera che anche quelli che sono stonati possono usarlo. Ed è lì che cade tutto l'argomento. Perfetto, io ti ringrazio, ti chiedo, se ti va, di salutare chi ci sta seguendo, canticchiando da fratello a fratello. Ti piace quella? Sì, mi piace. L'Africa non è lontana, l'anima non ha un colore, grida ancora la savana nel tuo orgoglio da leone. Leone è un nome diventato... E ora che tu vivi in città, visto che questa canzone era stata scelta da quel milione di fedeli per Papa Wojtyla, speriamo che Papa Leone la ascolti, perché secondo me questi argomenti che dicono da fratello a fratello, dal mio cuore al tuo cuore, se la pelle è diversa, non facciamo l'errore di parlare di razze come con gli animali, di pensare sbagliando di non essere uguali. Bianco e nero è più bello da fratello a fratello, dove il bianco e nero non è la Juventus.